Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera dobbiamo riferirvi un virgolettato, diciamo psichedelico. 2 punti, aperte le virgolette. La polizia droga i migranti. Chiuse le virgolette. Parole e musica di Ginevra Bompiani. Voi sapete, scrittrice, editrice, accademica, figlia di Valentino, madrina del radical scicchismo italiano e continentale, ieri sera nel salotto televisivo di Nicola Porro a Quarta Repubblica. E questa, diciamo, sparata è troppo anche per lei, no? È troppo anche per la reginetta del radical scicchismo. Cioè, ci fosse una fotografia alla voce radical chic dell'enciclopedia, sarebbe la foto di Ginevra Bompiani, che appunto è avvezza a regalarci perle completamente scisse dalla realtà, completamente allucinate, completamente intinte in una ideologia semplificatoria e manichea, ma stavolta evidentemente è andata oltre anche se stessa. E dire che aveva un curriculum di tutto rispetto, ricordiamo solo le più clamorose e recenti. Ginevra Bompiani circa un anno fa disse che gli scafisti sono poveri cristi, non sono criminali. Sono poveri cristi perché soffrono anch'essi tutto il complesso di ingiustizia storico e planetario che mette capo come colpevole esattamente all'uomo occidentale, mentre lo scafista è un povero Cristo. Quando si candidò col cartello La Nuova Sinistra, mi sembra alle ultime europee, cartello che metteva insieme Rifondazione Comunista, l'altra sinistra con Tsipras, insomma gruppuscoli di estrema sinistra vari assortiti, dichiarò che Salvini è come Hitler, cioè rilanciò rispetto all'allarme fascismo è una robetta per dilettanti, c'è l'allarme nazismo, Salvini è come Hitler. Stranamente questo gruppuscolo prese l'1,75%, diciamo tutto concentrato nelle ZTL più estreme ed estremiste. Ancora recentemente definì il leader cinese Xi Jinping, cioè il capo di un totalitarismo comunista feroce che spedisce gli oppositori nei laogai, ovvero nei campi di concentramento, una flebile luce di speranza per i nostri tempi. Xi Jinping, una luce di speranza. Questa è Valentina Bompiani. Scusate, Ginevra Bompiani, lapsus, ma perché lei è figlia di Valentino e ha, come dire, un pedigree di tutto rispetto e ha sempre frequentato i salotti intellettuali, intellettualoidi d'Italia ed Europa. Ieri sera da Porro però ha esagerato anche rispetto a se stessa. Di fronte all'affermazione incredibile che ha fatto, ovviamente Porro le ha chiesto conto, le ha chiesto chiarimenti, fonti, dettagli. Lei ha detto: no, ma non intendo con l'eroina, ma con gli psicofarmaci. La polizia droga i migranti con gli psicofarmaci. Ma non lo fa di sua iniziativa, lo fa perché esegue gli ordini del governo, perché per legge il governo vuole che si droghino i migranti nei centri di accoglienza con gli psicofarmaci. Voi capite che siamo in una sorta di film distopico, siamo tra i Monty Python e un volantino inverosimile di qualche gruppo anarco-insurrezionalista, non so bene in che territorio siamo. Sta di fatto che questo ha detto Ginevra Bompiani: la polizia nei centri di accoglienza droga i migranti su indicazione del governo, per legge, senza chiarire ovviamente quale legge, quale comma lasciando gli interlocutori di sasso, come ha lasciato di sasso il sindacato autonomo di polizia, che ha annunciato un esposto contro questa che, in mancanza di qualunque riscontro minimo, non è solo una follia, ma è una diffamazione bella e buona del poliziotto, che ricordiamolo è
la categoria, la professione, la persona più sbertucciata, più mortificata, più insultata d'Italia, soprattutto da tutte le Ginevre bompiani che nei loro salotti, mentre danno ricevimenti inneggiando all'estremismo di sinistra, dicendo che Salvini è come Hitler, che purtroppo gli scafisti sono dei poveri cristi, mentre si passano le tartine al caviale e sorseggiano lo champagne, nella strada sotto casa il poliziotto, magari per 1.200 euro al mese, difende notte e giorno la loro sicurezza, si scontra notte e giorno con la criminalità, con le sacche fuori controllo nelle città, vedi Milano, vedi le scene da Bagno in rivolta che si stanno vedendo in Italia, si prende magari gli sputi, le sassaiole nei cortei gli attacchi sugli editoriali del giorno dopo, nessuno certo è arrivato a dire che drogano i migranti per ordine del governo. E questa signora ci auguriamo che ne risponda. Grazie a tutti, a domattina.